Allora, qui abbiamo un deposito dove teniamo le cose che poi noi distribuiamo facendo delle borse e vengono a prendersele, e quindi oltre che dare il pasto caldo noi facciamo anche delle borse, quindi qui abbiamo pasta, olio, zucchero, farina, pomodoro, ecco, e anche tanto pane. Sono cose che mediamente vengono da un banco alimentare. Però tante vengono dai privati, da negozi che ce le portano sapendo che magari sono vicine alla data di scadenza, per cui noi riusciamo a smaltirle così facendo anche un'opera di bene. Tanti sono i panifici che ci regalano anche il pane, quello lo accettiamo tutto, lo mettiamo in congelatore, quando che abbiamo bisogno magari lo togliamo la sera prima, viene molto gradito, tanti se ne portano via anche una sporta. No, se la portano a casa e il pane è sempre davvero molto gradito. Ad aprirci le porte del convento dei Cappuccini lungo il Brenta nel borgo Margnan di Bassano, padre Elio Cella, economo del convento che è anche mensa per i poveri. Quella che vedete adesso è una borsa di frutta e verdura e di generi che è rimasta qui per qualche ritardatario. Se c'è, è già pronta. Invece quella che vedete qui è arrivata giusto giusto, finché noi eravamo via, da qualcheduno che l'ha portata da fuori, sapendo che noi la distribuiamo. La mensa, chiusa per il Covid, riaprirà a tutti gli effetti dal 15 in poi. E tante volte si vede gente, anche vestita bene, che viene a prendersi da mangiare. E penso che l'ha fatto più adesso perché si trattava di asportarsi il pranzo che non a venire a mangiare quando apriremo la mensa. Siamo periodo post-Covid. È cambiata l'utenza? È aumentata? E noi diciamo che è raddoppiata, perché mediamente da una clientela, uso questo frasario, da una clientela di 20, 25, 30 persone siamo arrivati a 60, 70. Al giorno, sì, sì. Ci sono diversi che dicono che sono stati lasciati a casa per lavoro e che sono venuti. Un impegno nuovo, quello del take away anche per i frati. Io mi alzavo alle 5, 5 e mezza del mattino per prepararlo, per dire, perché dopo dovevamo metterlo dentro sulle vaschette, è stato un lavoro anche per noi, sui piatti, in cellofanare, non è stato facile.